Prima partita vinta, in realtà come vedete è la terza. E adesso andiamo a provare a prenderci la seconda vittoria di fila per chiudere questo santissimo evento Unlimited. Tanto andiamo un po' live anche su TikTok. Bene, Napoli Favelas, interessante. Napoli Como. Vediamo l'amico che intenzioni ha. A noi serve questa seconda vittoria consecutiva, così magari chiudiamo velocemente questo evento al Limited, che ci mancava la terza sfida. Qua stanno tutti bene, top. Chiudiamo la terza sfida e intanto stiamo per partire. Napoli-Como, seconda partita della terza sfida. Seconda partita della terza sfida dell'evento Unlimited. Ci siamo partiti. Osimhen, Lobotka, attenzione, Mario Rui, Zielinski per Kvaratskhelia che prova a cambiare per Anghissà. Osimhen, Zielinski, Mario Rui, Kvaratskhelia, errore di Kvara, provano a ripartire. Ovviamente loro hanno una squadra di fenomeni, noi invece abbiamo i giocatori del Napoli reali presenti in rosa. Attenzione, Kvaratskhelia dentro per Zielinski che la mette dentro per Osimhen, che la mette fuori di poco. Vittorio Osimhen, la mette fuori di poco. Vittorio Osimhen. Ragazzi, grazie per i like, non so chi li ha messi, grazie. Se venite su Twitch e mi scrivete vi ringrazio di persona. Attenzione, Kvara dentro per Osimhen, la parata incredibile del portiere. Porca di una troia, porca di una puttana. Attenzione, provano a partire in contropiede. Osimhen in contropiede. No, che cazzo ho fatto? Che cazzo ho fatto io? Ciao Luca, adesso ti ho visto. Che cazzo ho fatto io? Rigore per loro. Potrebbe essere il primo gol della partita. Attenzione, Pempé contro Meret, Pempé contro Meret, Pempé contro Meret, Meret contro Pempé, rimango fermo. E lui la butta a destra. Fra, lo so, perché altrimenti lo sento 2 volte su Twitch. Per questo Simone non senti. Se volete sentire o io vi aspetto su Twitch. Tanto qua perdiamo 1-0 per una minchiata mia. Tutto a posto. Forza Napoli da Juventino. Grazie Luca, grazie per la sportività, non è facile trovarla. Anzi, mi dispiace che state attraversando, mo che sia giusto o meno, un periodo un po' buio al momento. Attenzione, Kim, recuperiamo palla, errore però in impostazione, anche per loro fortunatamente, con Anghissà, e ancora errore di Kim, non è partito benissimo, però almeno recupera subito palla e perde di nuovo palla, porco di un bastardo di... Vabbè, ha lanciato una serie di bestemmie, e io se non vi leggo su TikTok è perché sono un attimo concentrato sul gioco, ovviamente. Mario Rui, gran recupero palla, Zielinski, attenzione, Zielo cambia gioco, almeno ci prova, niente da fare. Proviamo a recuperare palla, siamo andati sotto, non dico ingiustamente, però alla prima minchiata assoluta. Attenzione Haaland, mamma mia, Di Lorenzo qui ci mette una pezza, poi praticamente spaziamo, guadagniamo fallo laterale. Comunque un pensiero lo scudetto vinto. Grazie Luca, grazie mille, è stata una stagione veramente spettacolare, insomma. Attenzione Lozano, palla per Anghissà, per poco. Attenzione Lozano, dribling di Marquinhos, incredibile Marquinhos. Anghissà, recupera palla su Marquinhos, prendiamo fallo laterale. Ciao Manu, lo so che non si sente, ragazzi, se volete sentire, seguirmi e parlare con me mi trovate su Twitch, lì si sente tutto e vi posso anche rispondere a tutte le eventuali domande o qualsiasi cosa volete dirmi. Attenzione Di Lorenzo, niente da fare. Lozano, penso che è fuori gioco, no? Vabbè, comunque Donnarumma recupera palla. Attenzione, Kim, anticipo spaventoso e poi vede dentro Osimhen. Peccato un po' impreciso.
po' impreciso in impostazione Kim. Stasera attenzione Lozano. Che cazzo ha fatto? Scio bambino eterno. Donnarumma prova ad impostare dal basso il Como. Noi proviamo a pressare alto. Al momento però riescono a deludere bene il pressing e allargano su Pempé. Fanno girare bene la palla e soprattutto le mie palle. Attenzione Foden, Kim, anticipa Kim, Anghissà. Errore, ma Lobotka recupera palla. Zielinski apre per Kvaratskhelia. Se ne va Kvaratskhelia, il cross di Kvarac, Osimhen. Fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Bene così, avanti Napoli. Vabbè ragazzi, loro sono in vantaggio, ma stiamo provando. Attenzione. Kvaratskhelia recupera palla, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci posso mai credere. Non ci posso mai credere. Stanno rischiando tantissimo e noi riusciamo ad approfittarne. Qua perdono un'altra palla. Qui perdono un'altra palla. Di Lorenzo. Per Kim che la dà a Di Lorenzo. Errore di Di Lorenzo. Recupera palla fortunatamente Kim. Palla per Lobotka. Attenzione Lobotka. Vede Zielinski. Attenzione palla per Zelu. Mamma mia, palla illuminante di Lobotka per Zielinski. Palla illuminante di Lobotka per Zielinski. Rischiano ancora la costruzione dal basso e hanno ragione per l'ennesima volta. E poi Di Lorenzo su Foden, Anghissà, palla per Di Lorenzo. Ancora per Lobotka, Zielinski. Ha provato a dare ad Anghissà, errore in impostazione di Zielo. Attenzione Osimhen, Haaland, passa Haaland, non su Giannino Di Lorenzo. Kim, Lobotka. Sono molto aggressivi loro, veramente molto aggressivi. Non riesco a capire se è una tattica o esce lui a manovrarli in maniera molto più aggressiva di me. Kvaratskhelia prova a cambiare tutto. Palla corta ancora intercettata da Marquinhos. Attenzione Lobotka, fantastica palla per il Ciuchi Lozano che si deve fermare. Stiamo sbagliando troppo, sto sbagliando troppo in impostazione. Io faccio passaggi stupidi, veramente stupidi. Rachmani appoggia per Mario Rui che recuperiamo palla. Zielinski allarga per Kvicha, Kvaratskhelia. Attenzione Kvara, prova ad appoggiarla per Mario Rui, perdiamo palla. Un po' di lentezza qui. Attenzione Zielinski prova a recuperare Mario Rui su Pempé, Pempé entra in area, Pempé mangi fermato, vabbè fortunatamente. Meret. Lancia Meret, Kvaratskhelia. Chi sta? Fine primo tempo. Fine primo tempo, io perdiamo 1-0 per una sciocchezza che ho fatto io con Di Lorenzo. Nonostante abbiamo attaccato tantissimo, però non siamo riusciti nemmeno a segnare un gol. Partiamo subito, attenzione. Anghissà superato in prima battuta, ma poi recupera palla e poi la riperde. Un po' frettoloso, sono un po' frettoloso. Attenzione il maestro su Pempé. Palla per Kvaratskhelia. Si ferma Kvaratskhelia. Fermato. Faccio ripeto, io sto facendo errori proprio grossolani. Attenzione Di Lorenzo. No, cazzo me ne ero andato. Osimhen 1-2 con il Ciuchi Lozano. Se ne va il Ciuchi, il cross del Ciuchi. Osimhen, Zielinski, Anghissà, Osimhen, Victor Osimhen. 1-1, pareggio di Victor. Pareggio meritato di Victor. Di Vittorio Osimhen. Attenzione, adesso dobbiamo provare a continuare ad attaccare per portarci a casa la vittoria. Pempé sulla fascia, prova a chiudere il maestro. Pempé però, Pempé fermato dal maestro con fallo. Pempé fermato dal maestro con fallo. Comunque questo che dopo 33 non c'è scritto è incredibile. Luca, ma infatti è un'emozione che non si spiega, credimi, cioè, è proprio complicato spiegarla, porca puttana. Abbiamo rischiato tantissimo, in realtà c'è calcio d'angolo per loro. Attenzione, calcio d'angolo, c'è Di Lorenzo, grandissimo.
Poi Kvaratskhelia riesce a appoggiare per il Ciuchi Lozano, prova ad andarsene il Ciuchi Lozano che prova a lanciare Osimhen, si ferma Osimhen, dentro per Lozano, ancora per Osimhen, perdiamo palla in una ripartenza che si pensava stesse diventando pericolosa. Attenzione Anghissà, recupera palla Anghissà, attenzione Lozano, Anghissà, errore di Anghissà in impostazione, Lobotka prova a chiudere su Osimhen, attenzione a Pempe, c'è il maestro su Pempe, Kim ci mette una pezza, Kim ci mette una pezza, ancora calcio d'angolo per il Como. Proviamo a buttarci un po' all'attacco, io onestamente Mario lui. E poi Kvaratskhelia si ferma Kvara per Osimhen che appoggia per Zielinski. Zielinski purtroppo, attenzione Lobotka, recupera una gran palla Lobo, fantastico Lobo, attenzione dentro per Osimhen, attenzione per Lozano, la palla non arriva al Ciuchi per pochissimo. E poi Foden fermato da Di Lorenzo, fantastico Di Lorenzo, Giannino Di Lorenzo, attenzione Ciuchi Lozano, Anghissà, Lobotka, facciamo girare la palla per Rachmani che allarga per Kvaratskhelia, fermato Kvara, attenzione Zielinski a contrastare Anghissà, Lobotka, prendi via, attenzione Kvaratskhelia recupera palla, Kvaratskhelia dentro ancora, fermato, schermato dalla difesa del Como, attenzione Foden, Haaland, no, palla per Foden, recupera da Rachmani, mamma mia miracolo, ho fatto un miracolo qui, squadra di emozione incredibile. Fra, ti ho letto e non ti ho letto perché purtroppo su TikTok non riesco a seguire bene, mi dispiace. Anghissà, errore di Anghissà, devo fare qualche cambio io. Devo assolutamente fare qualche cambio. Kim, Anghissà. Non riusciamo più a ripartire. Di Lorenzo. Osimhen, fermato Osimhen. Attenzione Kvaratskhelia, riesce a recuperare palla Kvaratskhelia. Porca puttana, recupera palla Kim, dentro per Ciuchi Lozano, niente da fare. Io le stiamo avendo le occasioni, le stiamo buttando nel cesso, proprio nel cesso. Attenzione Osimhen, Mario su Osimhen, Kim deve chiudere su Pempe, Kim, parata di Meret per Anghissà, subito palla per Ciuchi Lozano, scende il Ciuchi, Zielinski dentro per Anghissà che fa correre Di Lorenzo, al cross di Di Lorenzo, c'è Osimhen, che cazzo ha preso, e poi ancora Di Lorenzo, Donnarumma, che cazzo ha preso Donnarumma ragazzi. Attenzione Lobotka prova a chiudere su Haaland e ci riesce. Chiusura di Lobotka su Haaland. Ok, io ci provo, vediamo, sostituti, Politano, ok, ci provo, cazzo. Osimhen, faccio uscire un po' Zielu che lo vedo molto stanco e metto il Ciolito, sì assolutamente il Ciolito, metto qua, ecco qua, e poi metto Lobo un po' più qua, e c'ho anche Olivera, Belmas, Politano, va bene così. Mi serve il filtro a centrocampo. Comunque Venezia io sono un'emozione incredibile che ti regala emozioni. Lo so, cioè, vabbè, io parlo facile Luca perché sono tifoso del Napoli, quindi parlo proprio facile. Quindi, cioè, mi fa piacere se la mia squadra dà emozioni anche a tifosi di altre squadre, per carità. So che non è facile dire certe cose, insomma, non so quanti anni hai, però insomma, se sei tifoso della Juve comunque c'è una rivalità abbastanza pesante fra di noi, fra le due tifoserie, anche se a volte sfocia insomma in cose poco sportive, non è proprio bello.
Tanto stiamo aspettando che il nostro avversario si decida a fare qualcosa. Si decide a fare qualcosa. Vediamo un attimo. Che noi la nostra mossa l'abbiamo fatta, mettendo Simeone e praticamente provando un 4-2-4. Non so loro. Eccolo qua. Dentro il Ciolito ci proviamo, aiuto, perché onestamente il pareggio credo che non serva a nessuno, quindi attenzione Rudiger, Lobotka, recupera palla Lobotka dentro per Kvaratskhelia, cambia tutto Kvaratskhelia verso Lozano, la palla non arriva, i cambi di Kvara non hanno funzionato oggi. Attenzione, Anghissà recupera palla, fantastica, palla per Lozano che prova a metterla dentro per il Ciolito, che si fa recupera palla al Ciolito, attenzione dentro per Osimhen dentro, Simeone, calcio d'angolo a 1 minuto dalla fine, proviamo il nostro schema. Lobotka va verso Osimhen che prova a fare la sponda, non ci riesce, attenzione Di Lorenzo, prova a metterla dentro e finisce qui, pareggio 1-1 contro il Como. Purtroppo io onestamente speravo di portarmi a casa la vittoria. Per chiudere subito l'evento al limite, invece ci tocca arrivare alla terza partita per la seconda volta.